comunque d'opposizione, Sì. dell'area progressista, di sinistra, diciamo, Sì. sarà comunque costretto in qualche maniera forse a dover scegliere tra voi, per esempio, che so, Ennuccio Dispensa. Noi c'è una Scusa, questione... mi sembrate più dei separati in casa? No, c'è una Noi, questione... aspetta un secondo, scusa. Noi stiamo rispondendo a quale giornale innanzitutto? Report Sicilia. Non è che questa domanda forse è una domanda commissionata da un candidato sindaco? Smettiamola con questa retorica, io voglio Scusa, bene. io sono un giornalista No, da però 40 anni. mi permetti. Non sono Io abbraccio, il burattino scusi di però, nessun no, non c'è editore. posso Mai rispondere, stato. lei ha fatto una domanda, Sì. io abbraccio No, lei ha fatto affettuosa. un'illazione, non una domanda. Io faccio una domanda. Come se la mia domanda fosse Ma pilotata. posso rispondere? Io Prego. abbraccio affettuosamente il candidato Peppe Di Rosa. Ok. Ritengo che non sia opportuno che un candidato sindaco sia editore di un giornale. Smettiamola con questa retorica, un candidato sindaco o fa il candidato sindaco o fa l'editore di un giornale. Grazie. E su questa domanda posta dal giornalista Elio Di Bella al candidato Sodano, accompagnato dall'onorevole Lavardera, è intervenuto l'altro candidato a sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, che in una sua nota ha affermato quanto avvenuto nel corso della conferenza stampa alla presenza della stampa segna un punto di rottura definitiva, politica e culturale, non solo per i contenuti espressi, ma per il metodo utilizzato e per il tentativo esplicito di delegittimare il lavoro giornalistico e l'opposizione civica reale costruita in questi anni ad Agrigento. Nella domanda posta dal giornalista Elio Di Bella non vi era nulla, né nei contenuti né nella forma, che potesse essere anche lontanamente ricondotto a una domanda convenzionata dall'editore candidato Giuseppe Di Rosa. Sostenere il contrario significa offendere l'intelligenza dei cittadini e calpestare la dignità di un giornalista libero, serio e preparato. Di Rosa, nella sua nota, afferma: «Caro Ismaele, non mi sono mai pentito di ciò che ho fatto nella mia vita, neppure di averti sostenuto nella tua precedente avventura politica, né di averti appoggiato alle elezioni europee con tutte le mie forze. Proprio per questo la tua uscita pubblica rappresenta una caduta di stile grave e rivelatrice. Grazie a te ho deciso, insieme al direttore, che oggi i giornalisti di Report Sicilia non porranno più domande nelle conferenze stampa riconducibili a questa tornata elettorale, ascolteranno soltanto ciò che direte e ciò che proporrete alla città. L'applauso della tua clac, chiaramente udibile nel video, è già una risposta politica sufficiente su chi siete e su cosa intendete fare per Agrigento».